Buongiorno signor Pampino, che lavoro fa per potersi permettere questo cuscino? Ah, buongiorno Italia. Buongiorno Maria. Con gli occhi pieni di malinconia. No, non è vero, se canzone le fa così. Ehi là, per la sera meno male perché non posso andare col pipino che va di qua e di là in spiaggia, porco cane. Cioè tu non vuoi andare a fare l'esperienza cioccolatosa? Che ci aspetta un mondo di cioccolata. C'è cioccolata ovunque. Praticamente vai giù, c'è il signore che è il Moitri e ti dice buongiorno signori, ti prende la cioccolata, te la spalma nel muso. È un modo così di iniziare la giornata cioccolatosa. Ah, che bello pettinarsi di prima mattina. Ah, anche qua dietro spettinato. Ah, grazie signor pettinatore. Da vedi, c'è scritto non rompere il pene in tutte le lingue, tranne l'italiano, cioè non si consiglia. No, c'è. C'è l'italiano, oh, non uccidere il bambino, poretto. Cioè, non si possono cosa. C'è l'italiano. Ah, non disturbare. Ah, porco can, che casini. Da prima mattina, Dio caro, porca troia. Ma non ci Pinciati la salsa barbecue con la brioche che è buonissima, prova. No, che schifo. Ma no! Allora, la terapia cioccolatosa di Giacomo. Ma no, non hai preso la. Ah, eccola qua, mi pareva strano la cioccolata da spalmare sulle brioche alla cioccolata e si beve la cioccolata. Attento che brusori al culo dopo. Cioè, la faccia della cioccolatoterapia. Buon, pronti via. Oggi ti portiamo a vedere un po' di Costa Adeje, pertanto monta in GoPro che andiamo. Che cazzo? Sti come che lo dita? Cioè, pare quasi una roba fatta anche capito? Cioè, oggi ti portiamo fermo. Cosa stranissima delle Canarie è che quando ti vedono nelle strisce gli automobilisti si fermano. Ti insegno una cosa Giacomo, leggi, vedi drug store, vendono la droga, ok? E infatti qua vedi c'è tutta la roba della droga. Cioè la mamma che parla tanto è entrata in una drogheria, hai capito? Prende tutte le robe delle droghe, anche qua. C'è tutta la droga, tutto il gusto di droga. Confermo che è una cosa veramente strana per noi che non siamo abituati vedere la gente che si ferma quando ti vede nelle strisce. Ora qui abbiamo degli hibiscus lungo le strade, rossi, gialli, bianchi e tutti i colori. Alle Canarie qui non ci vivrei bene io, nel senso che tutto costa poco e quindi anche le entrate, e vedo tante belle insegne e grafiche, quindi parecchia concorrenza, diciamo. Spiaggia numero 1, abbiamo avuto un cambio di programma perché dobbiamo andare a vedere la gita in barca a Cassivari, ti spiegheremo dopo, ti faremo vedere dopo perché ti spiegheremo. E questa è, guarda, una spiaggia vulcanica, ossia ci sono pezzi di lava nella sabbia che si sono uniti alla sabbia, per questo ha questo colore scuro. Dall'altra parte di quel piccio lì c'è la Playa del Duca e questo è l'Oceano Atlantico. Certo non è la Puglia, non aspettarti assolutamente acque trasparenti e caraibiche. Tenerife non ci si viene tanto per il mare, ma per tutto l'insieme, esatto, l'oceano è ghiacciato. L'acqua è tipo qui marrone, sembra di essere a Jesolo, però ripeto, Tenerife è un po' come la Toscana, non ci si viene assolutamente per il mare, la spiaggia, che non che faccia schifo le spiagge della Toscana, però ok, ci siamo capiti. Guarda come mi sono abbronzato! I pesci! Cioè, no, scusa, ok, l'acqua è fonda e completamente trasparente. Quello che voglio dire è, come posso spiegarti, porca puttana, diventa fondo subito, è l'oceano, ok? Quindi è scuro. Volevo lasciare qualcosa al pubblico in questo mio video ricordo fatto alla buona di queste vacanze, ossia come ce le siamo organizzate. Sono abbastanza ricche, nel senso movimentate, non sono per niente rilassanti, ok? Abbiamo fatto tipo il bagno di mezz'ora, adesso stiamo già cambiando. Quindi giorno 1, giorno 0, ok, con il ristorante fidati varci, porca puttana, che è tra l'aeroporto e Costa Adeje. Comunque il giorno 1 noi abbiamo fatto Playa Fanabé, che è quella con la spiaggia vulcanica, questo perché era fuori dal nostro albergo, ed ora ci stiamo spostando a Playa del Duca, ossia guardando l'oceano giri a destra. Siccome appena fuori dall'albergo abbiamo sia il medico che la farmacia,
abbiamo deciso di passare per queste rocce qua. Sì, anche là, guarda là. L'albero dei ragni, guarda che No, strani, là sono ce n'è bianchi e uno neri. ancora più brutto. Mamma mia, che forte. Wow, guarda Giacomo. Aspetta che lucubro anche il pubblico poreto. Allora, questo è un Echinocactus grusoni, chiamasi anche il cuscino della suocera. Questa invece è la spina di Cristo. La leggenda narra che Gesù toccò questa pianta, vedi che è piena di spine, guarda il tronco, vedi che anche a Lucerto abbiamo qua ascoltato. E diciamo si bucò, si punse, e le gocce di sangue che cadero dalle sue mani andarono sopra questa pianta e nacquero dalle gocce di sangue questi fiorellini. Il nome botanico è Euphorbia chasei. Solution, I will end up lost in confusion. I don't care if you really care, as long as you don't go. So I cry, I pray, I beg. E lì, non che interessi, presento il mio primo attacco di panico. Ero su quegli scogli lì, vedi che sono scivolosissimi e butto verso il basso con le ciabattine da perfetto deficiente, esatto. Cavolo, noi non ci portiamo mai via niente per la fauna, porco cane. Aloe per strada. Qui vedo però che la moda degli imbecilli di spezzare le punte di aloe è passata, infatti le vedi abbastanza integre tutte quante. Sì, sono ste lucertole strane, sia le macchie blu che non capisco che cosa sono, sì, iguane, sono anche un po' susteghe, a meno che tu non abbia da mangiare. Se hai da mangiare ti vengono praticamente addosso. Bellissimo perché è strapieno di strafatoni e di rastoni. Playa delle Duc, Playa del Duca, cioè si chiama così proprio il nome. Di quelle correnti poi subito. E no, è fredda. È 1000 volte più fredda in Sardegna. Stop me up, I'll never stop. I've been running hot. You got me leaking, I don't know my job. You have to stop me up. You have to stop me up. No, mi piace tanto proprio perché è bella, bel colore, pulita e cioè è pulita, sono a mio agio, non sono in fobia. C'è anche il servizio di salvataggio alla Playa del Duca, non me lo ricordavo, buona cosa, con la torretta. E comunque si può sia una spiaggia che io reputo divertente perché poi le onde si alzano, comunque c'è lo spaccaonde. Smooth riding a main machine. Stop me up. Stop it, give it all you got. You got. I can't compete. The riders in the other heat. You rough it up. You lock it up. Slide it up. In zona turistica i prezzi sono identici a quelli di Jesolo o di Bibione, insomma delle nostre città turistiche. Noi pensavamo di fatti che quasi quasi per fare delle belle mangiate di pesce ci spostiamo verso dentro con la macchina. Non è per risparmiare, che a volte sai, ti fai una bella mangiata in un ristorante, paghi tipo 3 volte meno e ti senti, non lo so, ti senti strano. Il signor Giacomo voleva farci un appunto su questo gelado. Cioè, là. Allora, è buono. Qua c'è anche il gelato, cioè il ghiacciolo, il calippo alla fragola. Sono un intenditore di gelato. Sei un intenditore? Sì. Ah. La marca Algida, la classica marca Sì. di questi gelati, qua non si chiama Algida, Ah no? ma sul frigo c'è scritto che l'Algida qua si scrive frigo. Ah, ma hanno anche ragione. Questa è una vera spiaggia vulcanica, questa è nera forte. Cose canarie, non tiene il termine per descrivere le cose canarie. Cose canarie? Cioè, siamo in Canarie. Va confessate qua.
Io ho previsto un po' di nuvolo, difatti denoto qualche nuvoletta, porca troia. Vabbè, ma solo oggi. Cosa? Ma cos'è? Judo o una preghiera quella? O Michua? Kung Fu Panda. Allora, coppetta si dice vaso e cono cucuruccio, quindi io sarò costretto a prendere le coppette. Ristorante cinese alle Canarie. Poi ci sono tantissimi piccoli centri commerciali, cioè puoi fare tranquillamente dentro e fuori, non ti perdi la giornata. Farmacie ovunque perché, come ti dicevo, è un po' l'isola degli anziani e delle famiglie. Bello qua. È arrivata la moda del bio anche a Tenerife, tutto bio, anche ai Careghe io bio, tutto. Cos'è, Giacomo? Delle statue commemorative alle tette, secondo te? Come no? Sembrano dei bersagli. Ti sembra bersagli, non tette. Può essere. Ci sono anche le rondini. Travi di legno. Zona commerciale Playa del Duca, Playa del Duc. C'è anche 2 volte sottoterra. Mi aspetti. Un po' di porcherie tipiche, ma soprattutto la salsa moio piccante, che è quella che piace a me. Beh, questa cosa omosessualissima è buonissima. Fiori campanellosi. Giacomo, Guarda che le carube. sì, quello delle carube in realtà è il drago, là vedi che è quello con i fiori di fuoco, che non mi ricordo il nome, però c'è la parola drago in mezzo. Andiamo al dinosauro veloce e ci riempiamo il frigobar con le cose abusive, anche perché era vuoto. È tutta una scala mobile. Questa non l'ho mai vista da nessuna parte, Coca-Cola al limone. Guarda, vuoi che ti regali i semini? Sì, guarda, scegli. Al supermercato ci sono le stecche di sigarette. Wonderful. Yeah. It's strange, wonderful and strange. As I look into your eyes, I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. When we sleep and sometimes love until the moon shines. Baby, the next time I'll be yours and Ora andiamo a provare una piscina, non capisco perché, se è per adulti, forse bisogna tirare fuori il pene e le tette. Bene. Che freddo! Da una parte è solarium, qua un altro solarium e là la piscina, che bello! Che freddo! Mi si ridimensiona il pene, dopo l'Alessia dice che non è soddisfacente, invece no, c'è tanta roba. È una giornata un po' sfigata. Ma a parte c'è odori da mangiare dappertutto, porca miseria, dopo dice che sono ciccione. Quello. Oh, il paracadute adesso. Dici che il Teide È più alto di tutti. Se fosse più alto dietro le colline spiccherebbe ancora. non lo so, 4.000 metri, boh, non lo so. C'è anche piscina zaza. Sì, c'è tipo 6 piscine, più quella gigante sto albergo. 1,32 m. Ok. Non capisco perché, però dici. Qua non sanno che io sono un po' freddoloso, Alessia. Cioè dobbiamo accoppiarci per riscaldarci adesso. Comunque ragazzo, giusto per dirti tutti i passaggi che abbiamo fatto, come sempre se vuoi prendere ispirazione, questo è il GF Fanabè come hotel. Abbiamo prenotato con eDreams stavolta, ci siamo trovati molto bene. In poco tempo riesci a trovare il pacchetto ideale per te anche in base alla zona di dove vuoi stare, i giorni eccetera. È molto pratica quell'app lì, te la consiglio. Idem anche poi per il check-in online, per i biglietti digitali, tanta roba. Calatei, Zamioculca, Skenzi, è stranissimo vedere queste piante. Vi siete persi? Sì, ci siamo persi. E ora problemi? Grazie mille! Appunti, se chiama papas frita. C'è quelli fuori all'aloe che deve essere una cosa tipica, perché qui alle Canarie l'aloe è una cosa tipica. Secondo me dicono che bisogna parlare in dialetto per farsi capire. Tu invece parlagli in toscano. Cioè gli dici vorrei una Coca-Cola. Vediamo, vieni. Quindi cambiano ogni 10 secondi. Digli. Potrei una Coca-Cola. Una Coca-Cola in toscano.
Cioè, sei diventato un bambino acquatico, sei diventato. So che a te non te ne frega niente, comunque è stranissimo anche vedere dei bellissimi esemplari di croton così per strada. Giacomo, le tue aspettative vorrebbero giocare al minigolf qua sotto? E invece il tuo cervello non sarà ricompensato e pertanto non creerà il giusto quantitativo di dopamina, ci andava il non là, perché andremo a mangiare e ubriacarci come lupi. Cioè, tu pensavi di giocare a minigolf e invece andiamo sempre a mangiare e a bere. È una vita un po' triste, è un mondo difficile, come diceva Carotone. Aspetta, devi diventare alcolizzato, per poi diventare un alcolizzato spolpo di merda. Per poi diventare un ubriaco, per poi diventare la stessa un roba. ubriaco psicopatico, per Addirittura poi psicopatico. diventare un ubriaco cadavere. Ma ti ho spiegato cosa significa psicopatico? Sì, che Eh. ammazza la gente senza provare niente. Bravo, esatto, è colui che non prova emozioni. Ah. Te sei un ubriaco. E quindi tu dici che Poi l'alcol... diventa un ubriaco handicappato. Addirittura. Poi diventa un ubriaco scemo, spolpo, handicappato e basta. Ok. E poi diventa un sonnambulo handicappato, alcolizzato, Ok. drogato. Anche drogato? Sì. Ah, cioè proprio... Poi Precisiamo, in psicologia questa era la definizione originaria della psicopatia. Successivamente per psicopatia nel collettivo si intende una persona abbastanza schizzata di testa, è il matto, ok? E mentre sempre nell'ambito psicologico si intende colui che non riesce a integrarsi nella società, il che credo sia anche un bel pregio. Alessia chiedeva la recensione del suo vestito, io direi che tralasciando la bellezza intrinseca della modella è un po' English, ok? C'è anche lo spacco. Beh, sai le ragazzine inglesi si vestono un po' così, noi sappiamo un po'. No, dai, va benissimo. Ma che bello. Ma che bellissimo. Fanno le principesse, così fanno. così, Ah, fanno così le fammi vedere te, Giacomo. alzano i bracci. Le braghe si alzano, ho capito. Così si alzano la gonnellina fino a far vedere le mutandine. Ah, che bello! Mi sono dovuto fermare un attimo, stavo andando a cena solo per vedere questi colori stranissimi. Spero che il telefono, ma sì, dai, in qualche modo rende, dai. Ciao. Ecco, mi tocca sopportarmelo fino a venerdì, porca troia. La yogurteria, che sarebbe la giocattololeria, perché qua parla tutti strambo, ok? È chiusa perché, ripeto, c'è questa specie di festa, non riesco a capire, che da 3 giorni è chiuso quasi tutto, li aprono tutti il mercoledì. Guarda che bravo il Pompino che si paga la collezione più bella del mondo di calamite. Lui ha iniziato tipo a 6 anni, ne ha non so quante a casa. Il Mercadona è un tipico supermercato spagnolo. Fa sempre strano perché siamo sempre in confusione. Da una parte ci parla di essere in Spagna, ma in realtà siamo su un'isola africana, la quale è stata violentemente sequestrata agli abitanti e è stata dichiarata terra spagnola, un po' come l'Australia. Tu dici sono andato in Australia, no, e ora te sei in Inghilterra, ma te sei in Australia, capisci? E benvenuto a Playa de las Americas. No, non siamo in America, stiamo così come Santa Cruz, non siamo Santa Cruz qui in California, no, è Santa Cruz del Tenerife, è un'altra roba. Perché qualcuno ogni tanto si chiede, ma la Santa Cruz, la marca dell'abbigliamento, delle bici da enduro, degli skateboard, è quella di Tenerife? No, un cazzo, questa è quella della California, non c'entra niente a Santa Cruz e Tenerife, proprio non c'entra niente. Eh sì, io non sono mai stato qua nella zona di Las Americas, perché è zona da giovani, hai capito? Io sono più vecchio. Le luci, i colori. Babbo Natale! Ragazzi, non chiedetemi perché, ma ci tenevo tantissimo ad andare a cena qua. Noi andiamo a cena qua. Vamos! Wow! Si mangia! Volevo mangiare io, a dire la verità, non per essere guardate, ci sono posti qua. Bello. C'è il tributo ai Queen stasera. Scusate toscani, vi chiedo scusa pubblicamente per tutte le volte che vi abbiamo mandati a fare in culo per lo spritz. 11,50 € spritz all'Aperol.
ci perdonino per le riprese, però ragazzi, io ti voglio fare provare quello che sto facendo io, cioè sto camminando, guardo un po' di qua, guardo un po' di là, hai capito? Non devo fare il video emozionale, devo portarti qua nella realtà, e questa è la realtà, non hai filtri, sia l'iPhone che la GoPro hanno il colore neutro, quindi il colore reale, il lanciamento è bianco in automatico, ma quello non c'entra, come sempre, benvenuto sulle puntine del mondo. Guarda che bello, hanno fatto anche le rappresentazioni di Cristoforo Colombo, probabilmente gli spagnoli quando hanno trucidato gli abitanti delle Canarie. Giacomo, questo è un appunto per quando sarai grande, la prima volta che andrai in discoteca ti arriveranno tante di quelle pedate nel culo perché non mi hai fatto entrare all'Hard Rock che c'è la musica alta. Ti farò un culo viola. Ma anche la mamma. Porca troia. Cos'è? Cos'è sta roba? Buona Villa Cortes. Ecco qua. E pertanto, Giacomo, ricordati, non sto scherzando veramente, la prima volta che dovrai andare in discoteca ti facciamo il culo viola, ok? Abbiamo rigettato è brutto, sembra vomitato. Sì, abbiamo sostituito la cena all'Hard Rock Caffè, quel titanico Hard Rock, esatto, col Tony Roma. Zona di Playa Las Americas, i prezzi ovviamente sono estremamente alti, molto più dell'Italia, Cioè si sta contraddizione coi prezzi che è una roba assurda. In ogni caso sei in vacanza, fregatene, per carità. Il discorso che semplicemente abbiamo fatto l'altra volta, che quando paghi poco ti senti in qualche modo coccolato, quando paghi tanto ti senti in qualche modo penetrato analmente nelle finanze. Non ti dico dove abbiamo mangiato stasera perché non abbiamo mangiato proprio bene, abbiamo speso un disastro, quindi evitiamo di rovinare giustamente la faccia alla gente che lavora, quindi non si dice il nome e basta, si parla solo di chi lavora bene, insomma, ecco. Ah sì, aspetta, la gente crede che io sia un van life, quindi ci sono tanti camperisti che mi seguono, volevo fargli vedere i camper, ok, eccoli qua, siamo letteralmente in centro della zona di Las Americas, ok, sono i parcheggi gratuiti, si mettono tutti qua in mezzo all'asfalto, de gustibus e basta. De gustibus, nel senso che sicuramente è una cosa bellissima, però io non la farei mai questo parcheggio qua, io veramente non mi piacerebbe proprio per niente. Ragazzi, non vorrei, magari mi dimentico, vi do la buonanotte adesso, buonanotte a tutti, belli e brutti, i belli sono io e... È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer